Buonasera a tutti, ciao, scusate il ritardo, non è stata colpa nostra, non arriviamo mai in ritardo, ci dispiace tantissimo. Allora, c'è un'ubriaca subito? No, siete sciolti, noi ci siamo sciolti il 19 di dicembre al forum di Assago e quindi anzi tutto quello che accade, anche questa cosa che a voi sembra così tranquilla, in realtà è un miracolo, nel senso che siamo un gruppo sciolto ma ancora insieme, diciamo, unito in fondo è intorno a un effetto tavolino. speciale, un effetto speciale. Poi ultimamente stiamo spiegando questo concetto per chi fa fatica a coglierlo con una metafora astronomica, essendo peraltro noi delle rock star, con l'astronomia c'entriamo in qualche modo. Una volta che potete vedere una stella che in realtà è già esplosa, non so, 50 anni fa, ma la vedete ancora perché ora che arriva la sua immagine da lontano, l'astronomia c'è poco da ridere, l'astronomia vuol dire, vedo una stella che non c'è più. Nello stesso modo potete vedere degli Elio Storie Tese che di fatto non ci sono più come band tutti insieme, ma li vedete ancora. Per cui è tutto un effetto speciale, in fondo tutto quello che vi abbiamo regalato. Per rispondere a alcuni ultimi interrogativi. Meno 10, meno 9, meno 8. Ecco. Molte volte con gli obiettivi educativi, no, lo dico dalle nostre canzoni. Qual è? Sei conto degli obiettivi educativi siamo stati fraintesi. Avevamo degli obiettivi diesel, se cordialmente indipendente dalla carriera artistica, musicale degli Elio Storie Tese, quella è una carriera radiofonica, quindi gli Elio Storie Tese radiofonici non si sono sciolti. Bravo, per non essere ulteriormente fraintesi, ancora meglio. Russe, credo che sia informato, russe, si può dire un oligarca russo, magnate russo con tanti rubli per organizzare la festa di compleanno del figlio con i gonfiabili russi, le torte russe eccetera. Noi siamo disponibilissimi, noi ci siamo sciolti in Italia, per il mercato italiano, per il live italiano. A parte che siamo sempre stati liberi, perché scherziamo, questa è una risposta seria. I più attenti si saranno accorti che fin dagli albori degli Elio Storie Tese i componenti degli Elio Storie Tese hanno sempre fatto quello che avevano voglia di fare. Perché questa è la risposta seria? Quindi implicitamente affermando no, figurati. No, perché qualcuno può pensare che sia una risposta scherzosa. 86, 87, gli Elio Storie Tese eravamo sostanzialmente in tre, io, lui e Cesareo, perché Rocco Tanica era in tournée con i Righiera, tanto per dire, no, era roba vera, con l'estate sta finendo, quelli uno in tournée ci aveva anche detto adesso ci fermiamo un anno, e noi no, perché se no tu vai in tournée con i Righiera e noi intanto suoniamo, quindi siamo sempre stati abituati, siamo cresciuti in un ambiente libero, dove la nostra casa è una porta, ha le porte aperte e possiamo sempre tornare, ma da lì ognuno ha potuto prendere la sua barchetta ed esplorare nuovi fiumi artistici. Bella risposta. Meno 4. Mai determinate canzoni presenti negli album, che ne so, la sparo grossa. Sparala. Già questa era grossa comunque. Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, l'odio, la sparo più grossa, Bacio, bravo. Sì, bella la faccia mentre parlava. Bacio forse non l'abbiamo ci siamo suonata. pentiti di nulla nella nostra vita, né di questa cosa che ci hai detto, né di altre di cui avremmo magari potuto pentirci, perché come si dice nei film, rifaremmo tutto. Tutti zitti. È un'iniziativa pazzesca. Pensa che io anche Selling England by the Pound dei Genesi si sono sciolti molto prima e ogni tanto lo metto su. Non succede niente, è anche bello, me lo godo. È bellissimo. Lanceremo un contest, perché dirlo in inglese è molto più figo che dire gara. Gara è una merda, contest è molto più figo. Presso tutti i gruppi italiani, chi vuole riportare in scena Elio Samaga, un Carpancariana Tour? Secondo me nessuno. Gli stranieri men che meno, non sanno neanche chi siamo. Meno 2. Siamo stati qui sfortunatamente ad aspettarvi, non ne è passata nemmeno un'ambulanza, siete scesi dalle scale, ne è passata una. Lo so, Un caso? No, non è un caso, è quella. È pazzesco. Stava seguendoci in macchina, perché credi che abbiamo fatto caso? Abbiamo cercato di seminarla.
abbiamo fatto fino a un certo punto. C'è una domanda qua davanti. Una domanda. Senti che bella Ottima voce. No, bravo. Potete riesumare Oliver Scarbi al concerto? Non dico né sì e né no, perché certamente inviteremo degli ospiti e... Sì, certo, Scardi potrebbe essere. Perché dici riesumare? Sempre... Bravo, un batterista o alternativamente come allontanarlo senza offenderlo. Parlo di batterista io. Bella, anche se mi sta un po' cazzo che lui debba chiedere delle cose che gli hanno chiesto i suoi due amici. Sì, ma però si colloca in tutto quello scenario del tipo che viene al concerto e mi dice puoi fare un saluto a un mio amico che non è venuto al concerto? E la risposta è ma perché cazzo non è venuto al concerto? E gli devo farlo pure contento che non è venuto. Un conto è quello che a casa che ci ha rotto una gamba, ma c'è quello no, che non è potuto venire, il concerto è proprio lì. Rispondo per il batterista. Sì, vai. Allora, per farlo diventare, perché è un caso disperato? Purtroppo bisogna. Il batterista è fondamentale in una band. Come dice Phil Collins, puoi andare a vedere un concerto magari dove cantano così così, pezzi così così, ma c'è un batterista che pompa, l'effetto, vai a casa contento. Se c'è invece della super gente che canta e suona e c'è un batterista pessimo, l'effetto è una schifezza. Quindi è importante. Deve allenarsi, si mette col click, tic, 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 e la cosa chiave che gli devi dire è togli tutti i fronzoli e le puttanate, tipo le robe complicate, e tieni innanzitutto il tempo. Quando tieni bene il tempo, allora arricchisci. Questa, se non ce la fa, e lì bisogna dirgli, senti, cambia strumento. Ma se uno non va a tempo, non deve suonare la batteria, cioè non è che, però io vorrei, se non vai a tempo non devi suonare la batteria. Quanti anni hai? Scemi. No, diciamo che scemi anche noi, non è che infatti, siete perché solo poi voi scemi. anche noi abbiamo i nostri gusti all'interno del gruppo, perché fa ridere, perché anche se può sembrare strano, noi stessi quando ci mandiamo le email con le scalette siamo come voi, cioè sicuro dice no, non c'ho voglia di suonare questa che due palle mi rompe terribilmente, e un altro che invece è entusiasta, sempre dello stesso brano, quindi capita di magari leggere la scaletta stilata da voi e sorprenderci, dice, ma come cazzo mi aspettavo che fosse al 10° posto invece è 80°. Non possiamo più rispondere perché dopo perdiamo il treno. Dobbiamo fare le firme, ragazzi. Dobbiamo fare le firme, ragazzi. Sarebbe bello. Democratica, osteggiata dalle dittature, fateci caso, l'inno cubano è pieno di note. C'è poi il samba di una nota sola, ma se ascolti attentamente, dopo un po' cambia. Jobim non ha avuto le palle di perseguire un obiettivo, non ci ha creduto fino in fondo, invece noi sì, anche se l'ultima nota era un'altra nota.